Siamo qui con il capitano, il numero 15, una prestazione spettacolare oggi in una partita veramente particolare. Avete fatto quello che dovevate fare. Sì, buonasera a tutti. Stasera il Mirandola non ci ha regalato niente, ci ha regalato solo l'acqua per bere, però in campo, in pista, fino all'ultimo non ci hanno ceduto, non ci hanno regalato niente, sono stati sempre lì e sul 2-2 sono stati momenti difficili, però sono stati bravi a stare lì con la testa e a trovare il gol e dopo trovare gli altri per dopo stare tranquilli. Complimenti al Miranda perché veramente fino all'ultimo hanno sempre giocato con grinta, con voglia di fare gol e questo fa solo che onore al Mirandola. A proposito di testa, proprio sul 2-2, no? Un rigore, una punizione contro, è proprio il momento forse più particolare per la vostra partita. Rischiavate di andare sotto di un gol, in realtà un'ottima parata e una respinta che poi ha portato al gol. Sì, come ti ho detto è stato un momento difficile, dopo sul 4 contro 3 siamo stati bravi, siamo stati bravi in difesa e niente, dopo abbiamo trovato il gol e dopo è andato tutto per il meglio. Bene, congratulazioni, ci voleva e adesso avete 25 punti, nessuno vi tira via più da qui No. per questo campionato e pronti per il prossimo. Sì, siamo contentissimi perché era l'obiettivo, non era scontato perché molte squadre appunto erano lì. Adesso manca l'ultimo verdetto, però dopo non ci interessa perché siamo salvi, quindi basta. Bene Giulio, grazie mille e buona serata e buon festeggiamento. Grazie mille e buona serata anche a voi, in bocca al lupo per tutto. Ciao.